Allora, a Terra Rara troviamo una comunicazione scientifica, perché l'ARPA insomma, ha molte conoscenze scientifiche, messe a disposizione di tutti i cittadini, quindi con un linguaggio fruibile a tutti. In questo particolare numero troviamo come si devono essere gestiti correttamente i fuochi, nello specifico i fuochi epifanici, ma di conseguenza anche il fuoco che possiamo ogni giorno fare in casa. Troviamo tutta la problematica relativa al consumo di suolo nella nostra regione, quindi tutti i dati che ha recuperato l'Agenzia e tante altre informazioni proprio utili anche nel quotidiano. Per esempio come girano i venti della nostra regione, perché è rara anche dal punto di vista meteo, perché siamo veramente in una piccola compendio dell'universo e dove anche i venti hanno un percorso particolare, quindi viene spiegato come si sviluppano i venti e quali sono gli effetti di questi venti sulla nostra regione. Questo nuovo blog va nel senso di quella che è l'informazione e la vicinanza al cittadino che ormai da più di 7 anni vogliamo fare. L'ARPA e l'Assessorato all'Ambiente sono sempre al fianco dei cittadini, sempre al fianco delle imprese, per avere un comportamento virtuoso e quindi avere anche un vantaggio ad avere accesso ai contributi in questo senso. Questa è la nostra missione, non è quella di fare i gendarmi, non è quella di dare le multe, anzi quando questo avviene per i miei dirigenti lo sanno, glielo dico sempre, è una sconfitta, quindi andare a dare una corretta informazione e poi anche tutte quelle che sono le cose più simpatiche come quando andare a prendere il sole, quando fa meno male la pelle e come ci sono altre informazioni meteo per andare in vacanza, quindi non solo notizie negative ma anche monitorare quello che c'è di bello nel nostro piccolo compendio dell'universo come lo descriveva Ippolito Nievo.